Il Cagliari perde 5-1 col Milan e probabilmente l'unica cosa bella che si è vista oggi erano i cognomi delle mamme per celebrare la festa della mamma. A proposito, colgo l'occasione per fare un augurio a tutte le mamme e soprattutto un augurio speciale alla mia. Auguri, ma! Ragazzi, per la partita del Cagliari c'è poco da dire. Un Cagliari brutto e si rischia di buttare letteralmente all'aria tutto quello che è stato fatto di buono con l'Atalanta, con l'Inter a San Siro proprio e poi con la Juve. Una squadra che non ha grinta, una squadra che non ha la stessa grinta della partita. Se analizziamo la partita con l'Inter, che a San Siro, e quella di oggi, si vede una qualità di passaggi minore, una grinta inferiore, corsa inferiore, convinzione inferiore. E proprio ora che bisogna cercare di andare a prendersi la salvezza con tutte le forze. Si rischia di buttare all'aria una stagione, perché adesso la partita di Reggio Emilia con Sassuolo diventa determinante, finale, una finale a prescindere da quelli che saranno i risultati domani. Insomma, si rischia davvero tanto. Ed è un peccato perché 5-1 col Milan, quando 2 settimane fa rischiamo di vincere a San Siro e impegnavamo la Juve di Allegri anche con un calcio davvero spumeggiante, è brutto fare queste figure prima a Genova 3-0, che poteva essere anche solo una casualità. Con il Lecce l'1-1 abbiamo dato le giustificazioni all'espulsione di Gaetano e oggi un'altra prova sottotono. Luvumbo che spreca troppo, sul 2-1 qualcosa si è visto e poi il gol di Reinders, sicuramente un gran gol, ci ha tagliato letteralmente le ali, ma non basta, ragazzi, non basta per una squadra che si deve salvare. Il Cagliari può fare di più, ce l'ha già dimostrato e ce lo dovrà dimostrare, altrimenti, ragazzi, si rischia davvero di buttare all'aria una stagione. Testa al Sassuolo, ma oggi come non mai, devo essere sincero, ho paura per quello che sto vedendo. Ragazzi, lasciate un like al video, commentiamo insieme questa purtroppo sconfitta pesante del nostro Cagliari. Sempre, comunque vada, forza Cagliari!